Siamo nel più grande lago naturale della regione, ai piedi delle Prealpi Carniche, praticamente dove inizia la pianura friulana e dove il tagliamento va verso il mare. Questo lago si è formato durante l'ultima glaciazione ed è stato sempre un lago, diciamo così, che aveva una temperatura continentale, nel senso che si cominciava a fare il bagno molto presto, già al mese di maggio, e qualche anno si andava fino ad ottobre. Aveva poi una caratteristica, che era quella che durante le piogge il lago aumentava e invadeva anche i prati. La gente qualche volta veniva a pescare proprio sui prati, diciamo. Quindi attorno a queste montagne c'è sempre stata un'attività legata al lago, si può dire fino dal Medioevo. C'è una documentazione che dice che ogni settimana il pesce del lago di Cavanzo dei Tre Comuni veniva portato sulla tavola del patriarca ad Aquileia. E quindi fino agli anni 50 questa è stata la storia di questo lago, che ha visto coinvolte le popolazioni dei paesi rivieraschi, Interneppo, Son Plago e soprattutto Alesso, che è il più grande. Alle 10-11 come adesso il lago era calmo, tranquillo, vedevi a saltare il pesce in giro. L'acqua del lago restava calda a una temperatura mite tutta la notte fino al mattino. Una volta c'era la trota, pesce persico, la sgardola, la tinca, poi era il temolo, poi c'era l'anguilla, ce n'erano anguille anche di quelle grandi e grosse. Questa rete qua è stata fortunata, perché quando vengono le montane, le brentane, sai, in novembre, venivano piogge, non come adesso, 15 giorni di pioggia, il lago veniva su fino lì dell'albergo. E questa qua l'avevo messa in mezzo al lago, perché lì erano i pali, no? E si metteva giù anche le nasse così, con la siepe, no? Allora dove era lo spazio a metà avevo messo giù la rete. Allora dopo un giorno o due sono andato giù io, un altro no, e la rete non c'era più. Per pescare avevamo i tridenti, sai, come che si butta nelle navi, e si tirava avanti e indietro. Allora l'ho attaccata, no? E sentivo come tirava. Sentivo uno fare, Dio buono, chissà cos'è, adesso vediamo cos'è. Tiriamo su fino vicino ed era una trota così, tutta imbrigliata dentro. Allora tirata fino vicino e io l'ho presa così, no? E buttata dentro nella barca e dopo saltava, no, per andare fuori. Allora ho dovuto stargli sopra così, via, andiamo a riva subito. Ed era un maschio. Era 99 centimetri. Dalla punta della coda alla testa. La circonferenza misurata nel più grosso 66 cm. Era un maschio portato su pesato, era 10 kg. Io buono. Quella trota lì, mio papà ha detto, aveva sua sorella che abitava nella casa vicino, no? Andava a vendere il pesce con la cassetta e la bicicletta, no? Allora me la dai a me, però devi tagliarla tutta a pezzi di achille, 2 kg, disse. Ti lascio soltanto la testa e, come chiamano, il latte che aveva dentro, che abbiamo mangiato noi, quella volta si mangiava tutto. E il resto, insomma, mi ha dato i soldi che ho preso un paio di scarponi, mi ricordo come adesso. Non ce n'era soldi, non giravano. Pescatori vecchi c'era, quando ero io era. Uno abitava qui sotto, Iuri Floreano, suo fratello era del 3, pescatore. Poi c'era Luigi, Pillini Luigi, noi si chiamava Vigi Legnada. Poi c'era in fondo al paese 2 fratelli e dopo dovevano andare 2 donne, una mia zia e un'altra mia zia là a vendere il pesce con la bicicletta come una volta. Questo è di Son Plago, laggiù adesso non so, sarà stato uguale, penso. Nel 1906
Un carnico, Romano Iaconissi, Signor Roman lo chiama la gente nella memoria popolare, arriva sul lago e, colpito così dalla bellezza, dalle potenzialità di questo posto, ha cominciato a comprare dei terreni. Nei decenni successivi ha costituito una società, progettato la costruzione di un porticciolo che è stata fatta all'inizio fra l'inverno del 21 e la primavera del 22, a fianco il primo albergo, e dopo c'erano anche dei progetti di allargare l'attività con la costituzione di una società per azioni che avesse raccolto delle sottoscrizioni da parte di persone disponibili a sostenere il progetto, che avrebbe dovuto arrecare, chiaramente portare un benessere e sviluppo alla zona. Si pensa che negli anni 23, nel 1923 abbiamo trovato negli archivi del comune un manifesto in cui da Udine si pubblicizzava in treno fino a Gemona e poi in bicicletta la visita al lago, nel 1923. E dopo di giorno, quando era il sole, scaldava. Scaldando venivano a fare il bagno. Pensare che anche le donne del paese, no? Di sabato sera andavano a fare il bagno e noi ragazzi si nascondeva anche i vestiti. La domenica si radunavano, quelle che adesso hanno 86-87 anni, no? Andavano giù dalla parte di Interneppo, che era il sole, sai? E si univano assieme e cantavano. E sono bladno e una ville, e nel ponte di città di tre bandi sono le rive di che ha il plan dal lago. E venivano i turisti in fondo al lago laggiù a fare il bagno, che c'era appena l'albergo in quella volta, appena un albergo che era fatto. Ma tanti. E si fermavano a mangiare così perché non c'erano soldi, venivano lì a passare il tempo, venivano su da Udine, da tutta la bassa laggiù, nel lago. E poi laggiù, da adesso, il lago non era cannetto, era tutto bello pulito. Spiagge pulite senza cannetti. I cannetti sono venuti dopo, fatta la centrale. I cannetti erano soltanto qua su. Laggiù era pulito il lago, tutto. Era un piacere vedere il lago. A me mi duole il cuore anche vederlo in quelle condizioni lì. Perché il lago è stato rovinato con la centrale che ha cominciato a funzionare verso il 55, non so, così. Finita a funzionare, e dicevano che dopo non è più lago, e difatti è vero che non è venuto più lago. Negli anni 50 il lago è stato interessato dalla costruzione della centrale idroelettrica di Son Plago da parte della SADE. Allora la SADE era una società che aveva sede a Venezia, fatta da grandi industriali, Società Adriatica dell'Elettricità si chiamava, quindi questo era il nome, e che aveva quasi in tutta l'Italia del Nord i grandi bacini, diciamo, e le grandi centrali idroelettriche erano state quasi tutte costruite dalla SADE, diciamo, no? I lavori sono cominciati circa nel 54 e sono finiti nel 59, quindi la centrale con 3 turbine è entrata in funzione nel 59. C'è un sistema di convolgimento delle acque nel serbatoio dell'Ambiesta, quindi si prende l'acqua dal serbatoio di Sauris, c'è una centrale ad Ampezzo e poi l'acqua assieme a quella del Degano viene fatta confluire nel serbatoio dell'Ambiesta, è un bacino artificiale, diciamo, no? Che ha chiuso un torrente, l'Ambiesta. Da lì l'acqua viene fatta scendere attraverso una condotta forzata all'interno della roccia, della montagna, quasi 500 metri all'interno, è stata fatta la centrale nella zona di Son Plago. E lì l'acqua viene turbinata e produce l'energia elettrica che poi con 3 linee distinte va fino a Mestre al Marghera da una parte, fino a Monfalcone e fino alla zona di Rivoli di Osopo e San Daniele. Sono 3 linee distinte, diciamo, che portano l'energia elettrica prodotta da questa centrale fino ai punti dove viene utilizzata, diciamo, nelle grandi aziende meccaniche o di altra natura. Insomma. Il lavoro più significativo ovviamente è, assieme alla costruzione della centrale di Son Plago, e lo scavo di un grande canale emissario. Il lago viene abbassato circa di 4 metri e quindi tutto questo materiale viene adoperato dopo per
tamponare, per eliminare quello che era il porticciolo praticamente, no? Quindi abbiamo un calo di livello di 4 metri. Durante i lavori della centrale mi ricordo tanti camion che portavano la ghiaia, il pietrisco che veniva prelevato da dentro la montagna dove hanno fatto il tunnel e veniva distribuito dappertutto. Una parte è stata distribuita su quella riva, sulla riva est del lago, diciamo, e una parte è stata depositata proprio all'incrocio vicino alla statale che si va a Trasaghi. Nel 59, quando è entrata in funzione la centrale idroelettrica, naturalmente ci sono state le conseguenze molto negative per il lago. La prima è quella che dal serbatoio dell'Ambieste di Verzegnis entra acqua fredda perché percorre con la condotta forzata tutta la montagna e quindi entra molto freddo, lo scarico in cima al lago è molto freddo. La seconda è l'escursione quotidiana che viene fatta perché questa centrale lavora di punta, quindi circa dalle 8 di mattina solo nei giorni feriali, dalle 8 di mattina alle 5 del pomeriggio, cioè quando ci sono le grandi fabbriche che chiedono energia, fa scendere 72 metri cubi al secondo, che poi vengono diluiti nel lago perché l'emissario del lago che va nel tagliamento ha una portata di 24 metri cubi al secondo, quindi praticamente 8 ore di lavoro vengono poi distribuite su 24 ore per l'emissario, quindi per la fuoriuscita dell'acqua. Questo comporta che tutti i giorni il lago ha un'escursione di 50, 60, 70 centimetri. È cambiato perché adesso lo vedi che ha la faccia di freddo. Dove viene fuori lì, anche dove batte giù al viso di freddo. Quando non funziona la centrale, no? Che il lago è calmo, ha già un altro aspetto come una volta. La centrale di Son Plago era inserita in un sistema più ampio, anche per questo il lago purtroppo fa da bacino, perché era prevista la costruzione di un'altra centrale a sud, proprio nella zona di Flagonia, di Cap Bosero. Però dopo, soprattutto dopo il Vajont, è stata lasciata perdere. Ecco, questa è stata una delle ragioni per cui il lago ha fatto da bacino, che non c'era nessuna necessità di fare una galleria di 5-6 km che porti l'acqua nel tagliamento. Potevano farla qui, portarla direttamente nel tagliamento senza far fare da bacino al lago, no? Il lago purtroppo è stato inserito in questo sistema più ampio che prevedeva anche la centrale di Flagonia, di Cap Bosero, e che dopo non è stata realizzata di fatto. L'abbandono morale forse del lago risale alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60, nel senso che quando ci sono stati gli stravolgimenti arrecati dalla SADE al lago, c'è stato come una sorta di cesura praticamente. Sono stati diversi anni in cui qui non c'era nessuno, in cui tutte le attività turistiche erano bloccate e chiaramente la gente non riconosceva più questo lago che era stato radicalmente cambiato, addirittura violentato, ha detto qualcuno. E forse da quel momento lì c'è stato un po' un blocco. La gente, i ragazzi, i giovani, gli adulti anche, che erano abituati a avere dei punti di riferimento con il lago per venire a nuotare, per i giochi d'estate, per il ritrovo nelle sale da ballo, a un certo punto questo lago non era più lo stesso, non poteva più dare delle motivazioni, delle occasioni di incontro, e per cui sono stati degli anni in cui quasi un abbandono. Allora ero a lavorare a Pontebba, io e mio cugino, no? Anche lui era pescatore. E si veniva giù sabato, abbiamo provato a mettere le reti, no? Le reti non si trovavano perché la forza della centrale che spingeva l'acqua la spingeva fino dall'altra parte della strada. La via batteva e andava giù in Albin, giù di là, la forza che aveva. E le reti sparite 2 volte. Non si trovavano più. La forza dell'acqua le ha portate via e abbiamo lasciato stare. Gli stravolgimenti che il lago ha subito determinarono la scomparsa di parecchie specie di pesci, la riduzione della temperatura delle acque
e pertanto chi viveva di pesca si trovò senza possibilità di poter svolgere la sua attività. E quindi, visto che l'occupazione offerta dalle ditte che lavoravano con la SADE fu in realtà temporanea e occasionale, la soluzione per tanti di questi pescatori fu riprendere l'emigrazione, quindi anche quella fu una cesura. La centrale porta dentro acqua fredda e durante il giorno non riesce a scaldare il sole abbastanza di mantenere il caldo anche la mattina. È cambiato tutto il clima e anche la coltivazione ha risentito, perché mancano i gradi tanto per i fichi, tanto per i pomidori, il pesce non ce n'è più, anche la carpa. La carpa veniva a fecondare tutta quassù, quando era il mese di maggio, carpi così dentro, faceva tutto un fracasso dentro il canetto, che andavano a fecondare. E nascevano anche la carpa, adesso non nasce niente carpa, non ne vedi carpa. Lo stesso discorso lo si può fare per gli anfibi. Ugualmente, la rana è praticamente scomparsa, sostituita dal rospo che è più adattabile. Gli stessi uccelli hanno lo stesso problema. Uccelli palustri abituati a fare il nido tra le canne o tra le piante di bassa vegetazione lungo i bordi del lago si possono trovare, ad esempio, improvvisamente il nido sommerso dall'acqua. Questo continuo variare di livello, anche se in maniera molto lenta, però sta creando questo problema di erosione e crollo poi delle sponde. E noi lo vediamo, ad esempio, anche ci sono le piante a bordo lago che pian pianino vengono fuori con le loro radici. Questo significa che alla prima buriana, alla prima occasione di vento forte, la pianta va giù. In questi ultimi anni abbiamo avuto schianti e crolli di continuo. A distanza di tanti anni si può dire che forse all'epoca non c'è stata una grossa opposizione a questi interventi che hanno di fatto stravolto il lago, anche perché probabilmente scattò una sorta di ricatto morale, se vogliamo, nel senso che si era appena usciti dalla guerra, c'era una crisi occupazionale, quindi si giocò abbastanza sul discorso di un intervento di questo genere avrebbe portato occupazione, avrebbe portato impiego di manodopera locale. Questo si verificò in parte, ma non del tutto, nel senso che le grosse imprese che arrivarono qui per i lavori della centrale di Somplago e tutti i lavori legati per esempio allo scavo del canale emissario, in realtà appunto arrivarono con le proprie maestranze che venivano da altre parti, in massima parte del Cadore. Per un paio di decenni il lago ha vivacchiato, si erano avviate di nuovo, ma in maniera molto stentata, le iniziative turistiche e diciamo che anche così a livello ambientale c'era un po' di abbandono. Diciamo che il cambiamento avviene all'inizio degli anni '80, quando viene redatto dalla comunità montana un piano di valorizzazione e contemporaneamente quando il comune di Trasaghis delibera nell'83 di assumere 3 operai che fanno una prima opera di bonifica e di sistemazione del parco e delle sponde. E così dopo c'è stata appunto un'azione coordinata, una sistemazione abbastanza rilevante anche delle sponde da parte della comunità montana, che ha provocato una inversione di tendenza praticamente, no? Tanto che anche i giornali dell'epoca hanno titolato che il lago non è più l'Alignano dei poveri, ma ritorna anzi a proporsi come un punto di attrattiva turistica ambientale. Si comincia dopo il terremoto, perché per alcuni anni, per 5-6 anni dopo il terremoto si è dovuto pensare alla ricostruzione,
prima l'emergenza, poi la ricostruzione, quindi non c'è stata la possibilità di intervenire. Ma dall'83-84 in poi si è cominciato intanto a pulire, perché nel corso di 8-10 anni senza interventi la vegetazione l'aveva fatta da padrone, non si riusciva neanche a entrare sulle rive del lago. Quindi il comune aveva assunto 2 persone che per 6-7 mesi l'anno hanno cominciato a pulire, tagliare, lasciare solo gli alberi di alto fusto, pulire il sottobosco, eccetera. E questo ha comportato, poi è stato fatto il parco giochi, ha comportato una ripresa del lago, nel senso che venivano tante famiglie da tutte le parti del Friuli, anche dal Veneto, diciamo, no? Quello che succede anche adesso d'estate, ci sono migliaia di persone che senza alcuna pubblicità vengono a passare la sabato o la domenica sul lago perché si sta bene, perché è pulito. La Comunità Montana quasi 20 anni fa ha fatto uno degli interventi più importanti sul lago, ha creato questo stagno ecologico che diciamo, lo stagno ecologico ha una comunicazione col lago quando piove tanto e essendo un elemento chiuso l'acqua riesce ad aumentare di parecchi gradi e quindi in questo caso è stato possibile immettere di nuovo nello stagno ecologico quelle specie che nel lago trovavano difficoltà, proprio perché l'acqua è molto attraverso un sistema di profondità che non gela mai, quindi in fondo c'è sempre la possibilità per i pesci di sopravvivere anche d'inverno, ma poi quando piove tanto si possono portarsi nel lago perché c'è un sistema comunicante, diciamo. Ecco, lo stagno ecologico fatto dalla comunità è stato veramente un elemento importante ha consentito di aumentare la fruibilità del lago. Anche d'inverno alcuni bambini vengono a vedere i pesci e buttare il pane, alcune famiglie, quindi c'è stata veramente una progressione importante nella fruizione del lago. Bisogna dire una cosa, la natura in qualche maniera cerca nuovamente i suoi equilibri. Nuovi equilibri, questo è vero, ma non più equilibri di un lago alpino. Questo è un lago in via di estinzione. Ogni lago si estingue. Il suo destino è quello di prosciugarsi prima o poi. Ma una cosa è lasciare che si estingua per vie naturali, un'altra cosa è aiutarne l'estinzione. Si prevede che in un centinaio d'anni questo lago diventerà una palude e poi nient'altro. Il rapporto tra uomo e ambiente, diciamo, sul lago, che fino a prima della centrale era, si può dire, ottimo, con la centrale si è proprio rovinato e io dai primi anni '80, quando gli enti hanno cominciato di nuovo a pensare al lago come qualcosa di cui la gente può usufruire, io credo che si sia un po' ripreso questo rapporto tra uomo e ambiente, seppur in condizioni diverse rispetto a prima della centrale, ma io credo che piano piano si stia riprendendo questo rapporto, che è una cosa molto importante, non solo per le popolazioni rivierasche qui, ma io credo per tutto il Friuli, perché questo è il lago più grande naturale che c'è nella regione e quindi interessa a tutti, non solo le persone che ci vivono attorno. Torno indietro al dibattito degli anni '80, quando venne proposto il piano di valorizzazione della comunità montana e ci fu un confronto abbastanza vivace, se vogliamo, no? Nel senso che il piano della comunità montana diceva teniamo conto dell'esistente e cerchiamo di valorizzare quello che c'è. Dall'altra parte c'erano posizioni di chi riteneva è inutile fare degli interventi di facciata se non andiamo a risolvere alla radice la situazione e quindi se non si riporta preventivamente il lago alle sue condizioni originarie. Diciamo che al giorno d'oggi siamo ancora in attesa di capire come si metteranno le cose, nel senso che c'è uno sforzo ai più diversi livelli, quindi pensiamo appunto alle opere di sistemazione delle sponde, di pulizia del parco, la creazione del parco giochi, la costruzione del sentiero che percorre praticamente tutto il perimetro del lago, la costruzione della passerella, sono tutti degli elementi realizzati negli ultimi anni che danno un segnale
di riavvicinamento e di valorizzazione verso il lago. Oltre a questo ovviamente aggiungiamo il discorso delle attività sportive, per esempio, no? Quindi attraverso le proposte della Società Nautilago che ormai hanno un richiamo evidente. Oggi abbiamo una regata di barchette telecomandate, non a motore, sono come le barche a vela, quelle grandi, solo che invece di essere comandate dal timoniere, dall'equipaggio, sono radiocomandate, quindi il timone e le vele vengono comandate da un radiocomando a distanza. Ecco, per una manifestazione come quella di oggi, per esempio, dove ci troviamo 30-40 persone da dover sistemare per 2 o 3 giorni, tipo un weekend, noi abbiamo sempre la difficoltà a trovare dove sistemarli, alloggiarli, per andare a mangiare a mezzogiorno, la sera qualche cosa da fare. Anche in estate io vedo che le rive del lago, a parte 2 chioschetti che danno 4 bibite gelati, manca 2 sdraiette o a pagamento anche, no? Cioè, come al mare uno ha l'ombrellone e lo sdraio, qua invece non c'è. Inoltre anche la gente che viene la domenica a farsi il giro, un locale per andare a mangiare o prendersi un gelato si contano sulle dita di una mano, no? Allora magari uno non è invogliato a venire qua, ecco. Qui c'è un albergo ed è chiuso non so da quanti anni. Ci sono 2 campeggi, però fanno quello che possono. Perché non si dà un servizio? Qua d'estate è piena di gente che viene a prendere il sole, no? Adesso c'è la Nautilago gestita da giovani, da persone capaci, e loro il sabato o la domenica durante la settimana d'estate fanno qualcosa, vedi queste barche a vela che sono bellissime, che arricchiscono il lago. Tramite anche queste manifestazioni, perché non si dà un servizio? Perché durante la stagione piena, che mettessero anche di qua, di affittare delle barche, dei pedalò, di dare un servizio anche alla gente che è qui messa panini, bibite, angurie. Io molto spesso mi tocca dar da bere alle persone perché mi dispiace, sono bambini o robe così. Perché non si usufruisce? Facciamo tipo una specie di servizio spiaggia, perché no? Hanno un tesoro qua, perché non rischiano qualcosa? Prendiamo un po' di idee delle persone che qualcosa hanno fatto, mettiamo insieme e vediamo cosa nasce. Se non va bene si cambia, si gira, in corsa si possono cambiare le cose. Ma diamo una svolta. Abbiamo bisogno adesso di qualcosa, no? Allora, qui siamo nel Parco Botanico di Interneppo, proprietà della comunità montana, che ci è stato dato in affido dal 2005. Io faccio parte dell'associazione di volontariato Hauser. I primi anni abbiamo fatto semplice opera di manutenzione e recupero di quello che era il bosco e la struttura, per poi piano piano durante gli anni cercare appunto di valorizzare sia il parco botanico sia il centro visite, dando la possibilità di fruire di esso soprattutto alla popolazione locale, ma non solo, perché poi vediamo che pian pianino si avvicinano scuole che fanno parte di altro territorio. La boscaglia termofila non è variata rispetto a quello che era il lago prima. C'è stato, è vero, comunque un apporto da parte dell'uomo di specie che non fanno parte di questo ambiente. In particolare questo è stato fatto dall'Eskovic, che era l'antico proprietario di questo sito, dato che era un capitano di marina commerciale. Dall'Europa ha portato diversi tipi di piante. Nel parco botanico è stato fatto un sentiero, il bosco è stato etichettato, cioè tutte le piante, sono circa 70 le specie presenti tra arboree e arbustive. Il visitatore ovviamente può entrare nel bosco, vedere appunto quali sono le piante tipiche di questa boscaglia,
con nome in italiano, col nome in friulano, con la classificazione sistematica, periodo di fioritura. L'istituzione dell'ecomuseo io credo che completi un po' tutte le attività di promozione, di valorizzazione che vengono fatte sul lago. E poi sul lago ci sono anche attività di tipo sportivo, con la rimessa natanti, si facevano gare anche a livello nazionale e internazionale di canoa, di canottaggio, di vela. E quindi il lago, diciamo, può essere utilizzato sotto diversi aspetti. Adesso c'è il parapendio che va di moda, cioè ci sono tanti aspetti che diciamo, l'ecomuseo può racchiuderli tutti e può cercare di portare un elemento di valorizzazione al lago. Ecco. Questo è il lago più grande del Friuli, è un laghetto piccolo, però che racchiude tutto quello che c'è in un lago grande. Il punto di forza dovrebbe essere quello, no? Essendo piccolo dovrebbe essere facile trovare il consenso di tutti, invece manca appunto quella gestione in toto delle potenzialità del lago, di saperle sfruttare al meglio. Allora, le varie iniziative che si sono proposte sul lago, sia da un punto di vista turistico, ma anche da un punto di vista culturale, se vogliamo, il fatto stesso che sia sorto un ecomuseo ne è un sintomo, un indice, a me fa sperare in bene. Naturalmente il lago non si rinaturalizzerà mai, quantomeno però tutte queste iniziative dovrebbero tendere a conservarlo il più a lungo possibile in queste condizioni e comunque renderlo fruibile da un punto di vista sportivo, turistico, culturale, così come fino ad oggi in effetti non è mai stato fruito o utilizzato. Nel 2008 Edi Power aveva proposto questo progetto di ripompare l'acqua durante la notte al serbatoio dell'Ambiesta per aumentare il numero di turbine nella centrale. Sono sorti dei comitati spontanei di protesta e questo è stato importante secondo me, perché ha consentito ancora una volta di affermare che la gente è interessata al futuro del lago e quindi cerca di difendere il lago da quelle che pensa siano degli interventi che lo danneggiano, diciamo, no? E anche i comitati, secondo me, al di là di alcune spicolosità o di alcuni eccessi magari fatti all'inizio, poi alla fine insomma hanno svolto un ruolo importante di confronto, di approfondimento, e questo secondo me è un aspetto positivo che testimonia, appunto, lo ripeto, l'attaccamento della gente al proprio lago, questa è la verità. Questa è la zona più bella, tanto vero che io ci ho fatto qui il mio regno, secondo me. Poi il lago bisogna girarlo tutto, bisogna girarlo anche a piedi o di corsa, fare il giro del lago di corsa, vedere, fermarsi, perché ci sono tanti angoli che ti dicono qualcosa. È uno splendore, non so, uno smeraldo, perché ha tutti i colori, ha il turchese come ha il colore dello smeraldo, li tocca tutti. Qualche giovane comincia a rendersi conto che è necessario un nuovo patto di solidarietà con il territorio. Una volta il patto era quello dei contadini, degli abitanti del luogo che avevano le vacche, avevano l'orto, le loro attività economiche qui erano pochissime, erano legati a una sussistenza delle famiglie. Oggi no, quindi deve essere variato. Una volta c'era molto rispetto, molta cura, ma perché si lavorava in montagna, si lavorava in campagna. Oggi in montagna e in campagna non si lavora più, ma si ha un ben di Dio che da un punto di vista economico ha una valenza piuttosto elevata. È su questo che le nuove generazioni dovranno lavorare e ovviamente in questo nuovo tipo di gestione del territorio ci vorrà un nuovo tipo di rispetto, un nuovo patto di solidarietà con il territorio stesso. Ecco.